Quanto è bella questa, no? Ma quanto è bella. 2, 4, 8, che belli sti numeri. 2 per 4 fa 8. Sempre piaciuti tanto i numeri pari. Un amico mio adesso mi ha scritto un WhatsApp. Ai 2,22. La fame notturna. E poi dice c'è la panza. Si può lavorare tutto il giorno, fare sto il mazzo, andare, girare, fare, ridurre la qualità della vita, eppure essere troppo rigidi, se può, a me non mi va. Quindi volevo qualcosa non troppo pesante, abbiamo un po' di frutta qua, però un po' troppo leggera la frutta, insomma. E il bastardo dove sta? Il bastardo gli abbiamo messo la camicia di forza. Non anni. È il pro vecchio perché ieri gli ho menato ma non gli ho menato fino in fondo, quindi poi gli abbiamo messo la camicia di forza. Poi c'è Malù, celebre baldracca del napoletano. Però non c'è voglia di dolce. Questo cos'è? La cera per i pavimenti. Succo puro di aloe vera. Sì, bevi te. Tortellini, ma non mi sembra il caso. La boccia di Tomp. La notte. Io qua mi devo ridurre un po' i tempi notturni. Dormono tutti, è stato un po' con la famiglia. Sto a una tavola, il mio piccino, il mio snazzico, il mio mondo. I 7 nani. Spaccianeve i 7 nani. La notte diceva una barzelletta, voglio qualcosa di leggero. Mi sa che mi faccio un tè. Sì, famoso un tè, va. Una camomilla. Niente pesante. No. Prendiamo le cose così per tirarlo fuori. Secondo me sto male. Ma da quando è che ci vuole il mestolo per il tè? Pasta e fagioli. Adattissime. Io ho mangiato poco stasera, mi ero fatto un aperitivo. Sono tornato a casa, c'è il yogurt e sumo, mi avevano salvato un po' di pasta e fagioli. E secondo me stanotte pasta e fagioli alle 2,48, 2,50 e poi a dormire. Tanto puoi stare leggeri e ti vedi proprio l'ambiente salubre. La vita è questo. È fatta di regole, di cose lineari e di pasta e fagioli la notte. Mamma mia, sto sedano, viva la vita. Questo pare che serva per sedarti la notte.